Serie B-Win, tutti i colori della passione. Entrambe reduci da un turno infrasettimanale pessimo dove hanno incassato goleade pesanti, Varese e Modena si affrontano per la 14ª giornata di Serie B-Win allo stadio Franco Ossola. Maran, tecnico dei Lombardi, dovrà fare a meno di Neto Pereira, Nadarevic e Cazzola, infortunati, e di Cacciatore squalificato. Bergodi, allenatore del Modena, deve rimediare dopo la scoppola partita in casa 2-5 col Sassuolo. Arbitra Marco Viti di Campobasso, guardalinee Costanzo e Fiorito, quarto uomo Gaglione. Parte bene il Varese che al quarto minuto sfiora già il gol con la botta di Cellini. Caglioni a pugni uniti, rivediamo ancora la conclusione di Cellini, bravo Caglioni. E al sesto minuto carrozza la palla in mezzo, Ciaravitaro sbaglia, scivola, però poi ancora Caglioni è lì pronto a prendere la palla. All'ottavo minuto il lancio di Zecchin per Cellini. Ancora Caglioni, continua la sfida tra i due, ma poi il Modena con Puccino, palla in mezzo, Bernacci non ci arriva e dal limite vediamo Fabinho, prova di sinistro, palla debole. Quadrato Maran, allenatore del Varese, e poi Martinetti al 28esimo per Cellini. Cellini, la conclusione, e di nuovo Caglioni non si fa superare il portiere del Modena, anche in questo caso pronto a chiudere. Al 34esimo Zecchin cerca Martinetti, Caglioni in angolo ed ecco invece Bergodi, l'allenatore del Modena. Al 43esimo vediamo il corner di Zecchin, il colpo di testa, la palla rimane lì e poi ancora il portiere degli emiliani. E al 44esimo vediamo la palla di Zecchin, ancora di testa Martinetti e Caglioni smanaccia in corner. Davvero strepitoso il primo tempo di Caglioni. Nicolas Caglioni, il portiere del Modena, anche in questo caso su Martinetti, vola alla sua destra e finisce così il primo tempo. Secondo tempo che ricomincia con il Varese all'attacco e difatti al 53esimo, intanto qua inquadrato vediamo Maran, al 53esimo Zecchini su punizione, la palla in mezzo ma commette fallo Camisa in attacco e quindi niente da fare per il Varese, rivediamo il fallo di Camisa in attacco. Al 58esimo però si fa vedere il Modena, Nardini per De Vittis lavora bene questo pallone, poi ancora per Nardini, il cross ma non ci arriva nessuno, né Turati né Ciaravitaro né Fabinho, rivediamo però ancora il buon cross di Nardini ma niente da fare per il Modena. E al 63esimo ancora il Varese, la sponda di Martinetti per De Luca, entrato al posto di Cellini, ancora per Martinetti, palla sull'esterno della rete. Vediamo appunto il servizio di De Luca per Martinetti e la palla che finisce sull'esterno della rete. Al 72esimo la punizione di Zecchini, la testa di Thirst, la palla ancora in mezzo ma commette fallo De Luca su Caglioni. Vediamo ancora la palla messa in mezzo e il blocco, il fallo di De Luca che è ancora lui per Corti, ancora la palla in mezzo, Martinetti di testa, poco alta sopra la traversa. Vediamo ancora la conclusione di Martinetti. All'83esimo però grande occasione per il Modena, Fabinho per Nardini a tu per tu con Bressan, primo e unico intervento di Bressan, lo vediamo qua ma perfetto su Nardini. All'87esimo Zecchini su punizione respinge Caglioni. La sfida della paura tra Varese e Modena dopo le scoppole rimediate nel turno infrasettimanale finisce 0-0 sotto una pioggia fitta e su un campo pesante ma chiaretto per tutti 90 minuti. Qualche occasione per il Varese ma troppo poco per forzare il bunker del Modena.